La radice del dolore cronico arriva da una paura. In questo caso parliamo di conflitto. E in questa live, in questa diretta, ti darò qualcosa di pratico, in particolare 4 punti che voglio darteli subito, no? Poi magari entriamo su ognuno di questi punti durante questa diretta che durerà, non so quanto durerà, vedremo, forse una mezz'oretta, forse di più, forse di meno, vedremo. La radice del conflitto del dolore cronico. Ci sono 4 punti. Il primo è comprendi il meccanismo. 2. Cambia quello che puoi cambiare. 3. Rimani in gratitudine. 4. Innaffia corpo e mente. Parleremo di ognuno di questi 4 punti. Se soffri di dolori persistenti, cervicalgia, mal di schiena, fibromialgia, mal di testa, bocca urente. Potrei farti una lista veramente lunghissima di dolori persistenti cronici. Forse sono anche aumentati durante gli anni e i decenni. Si sono variegati, ma hanno tutti una radice unica. La radice è quella del conflitto. Siccome è una live, una diretta, voglio dare spazio anche alle vostre domande, quindi so che oggi è lunedì, molti di voi in questo momento stanno lavorando in ufficio, sono a fare altro, ma chissà che magari vedrai questa diretta registrata e potrai semplicemente farmi una domanda e cercherò di risponderti a quella domanda nei commenti, dipende da quanti commenti arriveranno, ma cercherò di farlo, li leggo tutti e poi magari rifare o un video oppure risponderti direttamente in quel commento. Molte delle persone che mi seguono soffrono di dolori persistenti. Se sei nuovo o nuova in questa live, in questa diretta, normalmente parlo di conflitti interiori, di paure, di dolore cronico nociplastico, parliamo quindi di metodi scientifici, ma anche di spiritualità. In questi ultimi mesi sto affrontando un vasto topic, quello che è della spiritualità, e che far capire insomma alle persone che c'è molto di più del nostro corpo e della nostra mente solo, che siamo comandati comunque da qualcosa di più grande. Ma sono un fisioterapista, sono nato fisioterapista, nel senso che non da piccolino non ero un fisioterapista, ma nasco nella mia professione da fisioterapista e poi pian piano ho applicato tutto quello che sapevo nella parte del dolore dal punto di vista psicologico, facendo una specializzazione in psicologia e poi adesso pian piano sto mettendo un po' tutti i pezzi assieme dal 2021, nel momento in cui sono guarito dalla mia cervicalgia, attraverso il metodo, un metodo che oggi ho chiamato Neurobalance, ma è un approccio mente-corpo al dolore. Penso che ti serva sentire ripetutamente queste cose, farle assorbire dentro di te per poi magari dirle ad altri. Questo è un contributo che voglio dare con questi video su YouTube. Contributo soprattutto oggi che è lunedì, che sono tornato dalla palestra e mentre che camminavo verso casa ho pensato qual è il contributo che posso dare oggi, di cosa posso parlare. E ho detto parliamo del conflitto. Mi sono venuti in mente 2 o 3 esempi che posso darti sul conflitto e perché il conflitto. Intanto, grazie a chi mi sta già scrivendo sotto. Ciao Tiziano, ciao Enzo. E ti faccio un esempio. Tempo fa, mesi fa, ho fatto una consultazione ad una persona che soffriva di dolori persistenti. Soffriva di dolori persistenti, non voglio dire dove, perché non vorrei che la persona magari si vada a rintracciare la persona, perché è qualcosa di privato, ok? Però dolore nella parte alta del corpo, in un posto in particolare. Questa persona è manager che ha sofferto da questa problematica di dolore da diverso tempo, ok? Nessuna causa medica visibile. Ha chiesto una consultazione a me perché mi voleva chiedere un parere. Ho detto, voleva dire, "Oh, guarda Alessio, ho queste cose, nessuno ha trovato mai niente, cosa ne pensi tu?" Una delle prime domande che faccio quando cerco di capire, dare una mano, quindi capire la radice del problema dal punto di vista psicosomatico, questo è il mio lavoro, è
Portami all'inizio, dove è nato tutto, che periodo era. Ha iniziato a dirmi il periodo, mi ha detto che in quel periodo era un periodo di molto lavoro, però non più di quello che c'era prima, che succedeva mesi prima o anni prima. Lavorava molto, ma quello che stava facendo gli piaceva molto. Quindi non era il lavoro. Allora andiamo verso le relazioni, che dal punto di vista di relazione con la moglie andava molto male nel senso che in quel periodo, quando è iniziato il dolore, in questa parte del corpo, ha iniziato a vedere un'altra persona, con un'altra, quindi aveva un'altra relazione in parallelo. E lì iniziamo un conflitto. Capisci che inizia un conflitto interiore. Il corpo ancora non reagisce subito dal punto di vista diciamo fisiologico, ma dal punto di vista mentale, dal punto di vista, diciamo psicologico, si era messo già un piccolo seme, no? All'interno. Questa persona stava iniziando a vedere un'altra persona, quindi oltre che sua moglie, questa persona aveva una famiglia. Potete immaginare magari il rimorso, comunque i pensieri, le preoccupazioni di fare queste, queste serate o comunque queste uscite con quest'altra persona. A questo punto, dopo qualche mese, iniziano i dolori. Questi dolori iniziano ad arrivare in modo random, in modo casuale, però diventano sempre più consistenti, guarda caso, dal momento in cui questa relazione in parallelo inizia ad andare avanti. Questa relazione arriva ad un culmine e il dolore arriva anche ad un culmine. La relazione è quella lì con l'amante, diciamo. Questa relazione arriva ad un culmine e poi questo dolore viene fuori tantissimo. Il conflitto è diventato talmente grosso che il corpo non poteva più non dire più nulla. Quando la mente sta zitta, il corpo parla. E poi risponderò ragazzi ai vostri commenti. Comunque Tiziano ne ho 33 di anni, mi ha chiesto gli anni. Non so quanto sia importante, però vabbè. Ehm, quindi questo conflitto è diventato grosso, la persona ancora in quel momento non capiva questo collegamento, infatti quando ti dico il primo punto che ti ho detto è comprendi il meccanismo, la prima cosa che ha pensato c'era qualcosa che non andava nel corpo, ha iniziato a fare le solite routine mediche convenzionali per eliminare problematiche gravi, sono state tutte eliminate, nessuno però dei medici chiedeva alla persona spiegami dal punto di vista psicologico-sociale cosa stai vivendo in questo periodo o cosa stavi vivendo nel periodo in cui è iniziato il problema. Perché dal punto di vista fisico siamo tutti bravi a dire sono caduto, o mi sono infortunato a calcio, in palestra, sono andato a fare sport, sono andato a sciare, in questo periodo si scia molto, no? E mi sono fratturato qualcosa, oppure mi sono sfilacciato, strappato un tendine o un muscolo. Però no, in questo caso non è successo nulla dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista mentale questa persona ha iniziato ad avere questo dolore enorme. Arriva da me, ho visto subito il collegamento e ho fatto, io sono uno specchio, ok? In queste consultazioni ti chiedo, ti faccio domande che vanno a mirare proprio nel punto, secondo me, dove risiede sempre, quasi sempre il problema e c'è sempre un conflitto. Magari non subito arrivo al punto, ma arrivo molto facilmente al punto. Dopo anni che oramai faccio questo lavoro e comunque continuo ancora a imparare perché ci sono una marea di conflitti, questo era molto chiaro, a volte bisogna indagare molto. Non è sempre importante capire il conflitto da dove arriva, ma capire un po' il meccanismo, che c'è comunque un conflitto, che sia conscio che sia inconscio, c'è sempre. Quindi questa persona arriva a me e mi dice questo è quello che è successo, ok? Lui non sapeva ancora che era psicosomatico, poteva un po' intuirselo, poteva intuirlo, che c'era un collegamento, però è arrivato da me per avere un po' una conferma. Da parte mia la conferma era molto chiara, la dico, e allora lì faccio questa domanda. Cos'è che puoi cambiare? Non voleva cambiare nulla. Quindi cambia quello che puoi cambiare. Secondo punto, puoi cambiare, puoi lasciare la moglie, iniziare con un'altra relazione, capisci qua quanto lavoro c'è da fare, però ti devi prendere la responsabilità che quel problema
è stato causato da un conflitto. Non ti puoi mettere una colpa di questo, siamo esseri umani, ci possono essere altre relazioni, ma devi capire qual è la radice, giusto? La radice in questo caso era del vedere un'altra persona. Non voleva però cambiare assolutamente nulla. L'altra persona in parallelo, l'amante, diceva: allora non possiamo andare avanti così, sono io a crearti questo problema, lasciamo perdere. Il manager diceva: lasciamo perdere, no, cioè io veramente penso di andare con te perché c'è un qualcosa di più che solo del divertimento. A quel punto ho messo davanti queste domande del cosa puoi cambiare. Pensiamo che questo era semplicemente una consulenza, neanche entrato nel processo di Neurobalance, era semplicemente una prima consulenza. Perché se io non vedo che tu veramente vuoi cambiare e non vedi i meccanismi, è inutile che entri a fare un processo di cambiamento, di trasformazione. Se non vuoi cambiare tu, perché non voleva cambiare, voleva semplicemente il trucchetto, la cosa magica che diceva aggiustami da fuori e fammi andare via questo dolore, dimmi cosa devo fare. Però quando gli dicevo cos'è che puoi cambiare, andava ancora più in conflitto. Questo conflitto diventava altissimo perché sapeva che lui era il responsabile, ma non voleva cambiare, ma non era felice. In quel momento forse era migliore non fare nulla, perché quando c'è troppa confusione, ci sei tante opzioni di fronte a te, non sai quale prendere, non prendi assolutamente nessuna opzione, nessuna strada. Quindi non riusciva a rimanere in gratitudine per dire ho fatto quello che potevo fare, ho preso la mia decisione, per quanto sia difficile, no? Difficilissimo, ma non lo posso fare io da terapista. Posso dirti dov'è il conflitto. Il mio lavoro da terapista e di guida è di farti vedere i meccanismi, di farti vedere la strada e poi fai tu la strada. Ho sbagliato molte volte in questa cosa. Ho cercato di accompagnare la strada e fare la strada con quella persona. Eppure, più accompagnavo quella persona, e quasi che dovessi fare io il lavoro, più quella persona non migliorava. Però quando ho detto no, 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 io non ti posso aiutare. E lui, no, no, tu puoi aiutarmi. No, 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 io non ti posso aiutare perché avevo capito che quella persona non avrebbe preso la responsabilità delle proprie azioni e non avrebbe fatto un cambiamento. Perché è chiaro, non voleva cambiare dall'interno, non voleva cambiare l'esterno, voleva cambiare il dolore. Ma non puoi cambiare il dolore se non cambi tu come persona, non puoi. Puoi cambiare l'esterno? Sì, a volte. L'interno puoi sempre cambiarlo, l'esterno non sempre. Questo è uno degli esempi. Mi ricordo ti faccio un altro esempio per capire questa cosa del conflitto. Anzi, faccio un'altra, prima di andare sul secondo esempio, questa persona probabilmente avrà ancora dolore in questo momento, perché è ancora dentro il conflitto e quel conflitto diventerà talmente tanto alto che il corpo griderà fino a che la persona non prenderà la responsabilità, mollerà la presa. Quando dico mollerà la presa, vuol dire liberarsi dal controllo e quindi liberarsi dal fatto che ci sia qualcosa che necessariamente deve aggiustarsi al di fuori se non ha preso lui la decisione all'interno. Questo era molto chiaro come caso. Ovviamente tu ti chiederai, ma qual è il mio conflitto? Ogni persona dovrebbe farsi un'analisi prima e dire, quando è nato questo dolore? Che conflitto c'era? È morto mio padre? È morta mia mamma? Ho cambiato lavoro? Sono tanti conflitti, magari non è solo uno, ma ce n'è uno in particolare che si capisce il meccanismo e ti liberi da quella responsabilità, dire ok, prendo la responsabilità, posso cambiare qualcosa? Quello che posso cambiare lo cambio. Se non posso cambiare nulla, cambia la relazione a quella cosa lì. Semplice? Difficile da fare. Semplice da capire, forse è difficile da fare. Ho ricevuto un commento tempo fa, qualche settimana fa, che mi diceva Alessio, ho capito tutto quello che dici nei tuoi video, ti ringrazio, è il fatto che è difficile farlo. Pensaci, è più difficile farlo, questo processo, è più facile stare
nel dolore cronico? Pensiamoci. È più difficile dire adesso mi prendo, mi imbocco le maniche, faccio quello che devo fare, e dal punto di vista interno, non sto parlando di solo esercizio fisico, perché molte persone dicono, oh, vabbè, devo meditare 10 minuti, vabbè, medito 10 minuti, 15 minuti, devo fare della scrittura espressiva, vabbè, faccio della scrittura espressiva. Ma non è quello che fai che cambia, è come lo fai, quello che porti su in superficie, e quando capisci che c'è un conflitto, ti prendi la responsabilità di quel conflitto, del dire ok, ho capito dov'è, adesso lascio andare un pelino alla volta questa presa. Se posso cambiare qualcosa, in questo caso questo manager avrebbe dovuto avere il coraggio di dire lascio questa persona o una o l'altra e vado avanti verso la mia direzione. No, non lo voleva fare, voleva avere tutte e due. E questo crea tanti altri conflitti successivi. Esempio, dipendenze. Dipendenze di qualsiasi altra cosa. Le prime tre dipendenze che abbiamo sono sesso, droghe e soldi. Ma ci sono anche tante altre dipendenze. Social, per esempio. Fatemi sapere cos'è che ne pensate di questa storia del conflitto, perché siamo in diretta e quindi magari là vi posso anche rispondere. Quindi c'era il primo step, facciamo un attimo un replay, quindi comprendi il meccanismo, c'è sempre un conflitto. Quel meccanismo è, se andiamo all'interno, c'è qualcosa che sta cambiando nella mia vita, magari anche di molto brusco, quello che stiamo facendo in quel cambiamento è quel comportamento, è un comportamento o appreso dal trauma che stiamo vivendo, oppure appreso da quando eravamo piccoli, quindi da come siamo cresciuti. Poi questo meccanismo porta a contrazione, a microinfiammazioni, non sempre, la scienza, la neuroscienza dice che ci sono delle microinfiammazioni in qualche problematica cronica, nella fibromialgia sono chiare queste cose, ci sono delle microinfiammazioni, algia, vuol dire dolore, fibro ovunque, fibro nella parte fibrosa che può essere ovunque, può essere osteotendinea, muscolare, fasciale anche. Quindi nella cervicalgia, contrazioni nella parte del collo, non necessariamente date dalla postura o dalle ernie, anche qualora queste ci siano. Poi mal di testa, ok? Mal di testa, cefalea tensiva, bocca urente, senso di sbandamento, male alla spalla, che uno può dire, ah, è il tendine, mi hanno detto che è il tendine. Facciamoci un attimo un'altra analisi, perché nelle analisi non ci sono, nelle consultazioni, comunque per capire dove arriva il dolore, ovviamente non è che ti posso semplicemente dire, ah, dove è il conflitto, ma sarebbe molto semplice, no? No, dimmi se c'è stato qualcos'altro anche, perché giustamente la medicina convenzionale ci aiuta a fare un'eliminazione di quello che è superfluo. Noi dovremmo usare la medicina convenzionale per questo. Io non sono contro la medicina convenzionale, sono con la medicina convenzionale, ma anche con la nuova neuroscienza del dolore, con la spiritualità, con tutto quello che possiamo metterci in mezzo, perché adesso i punti si collegano, se mettiamo tutti in mezzo. Il problema è che è veramente difficile dire ok, ho dolore alla cervicale, vado da un medico che è informato su tutte queste cose, spiritualità, mind body, psicologia, medicina, ok? Una volta la medicina era differente, probabilmente. Decenni fa il medico era anche una sorta di psicologo, era un guaritore, no? Pensiamo a Gesù, poteva essere anche lui un guaritore, uno psicologo, poteva essere una sorta di guida, anzi lo era. Oggi invece è tutto separato. Vado dal neurologo, vado dal neuropsichiatra, mi danno il mio rilassante, mi danno l'antidepressivo, mi danno questo, mi danno l'altro. Ma chi è che poi mette tutto insieme
chi lo sa, no? E cerco di fare questo, prendermi questa responsabilità, non mettendomi un nome, semplicemente dire terapista, che però mette insieme tutto e magari attraverso degli step pratici possiamo arrivare alla soluzione. Quindi quando ho detto rimani in gratitudine per quello che hai, perché hai capito dove è il conflitto, hai capito che non sei rotto, hai capito che hai preso le tue decisioni, stai iniziando a cambiare, datti del tempo, il cambiamento può essere lento e può essere doloroso e normalmente è sempre doloroso il cambiamento, perché il cambiamento dal dolore cronico è un cambiamento spirituale, è un cambiamento della materia, un cambiamento della mente, dello spirito, che ti porta però verso un'ascensione, ti porta verso il su, verso quella luce che ti dice ok, finalmente sto andando verso la direzione giusta, ho capito che non c'è nulla di me sbagliato, ho capito che non devo fare più 100.000 visite mediche per stare tranquillo che non ci sia neanche un tumore o chissà che cosa c'è un tumore al cervello. Molte persone mi dicono, io ho paura veramente che ci sia qualcosa di grave. Ok, hai paura? Fatti fare le visite che ti dicono che non ci sia nulla a livello cerebrale, a livello diciamo del sistema nervoso, danneggiamenti ai muscoli, ai nervi e quant'altro, e poi, quando è escluso tutto, iniziamo a includere questa parte qua. Secondo me questa è la parte più lunga, che però a quanto pare nel 2025, mentre che sto facendo questo video, è quella necessaria. Io la farei un po' diversa, la diagnosi, la farei prima, capiamo che ci sono dei sintomi che si collegano verso tutta questa comprensione della psiche e dello spirito, insomma del cambiamento, che ovviamente noi siamo contenitori, no? Di questa cosa, di questo spirito, di questo cambiamento. Se ci sono dei conflitti, capiamo che ci sono dei conflitti, ok? Elimino questa condizione di tumore e magari infiammazioni sistemiche, magari diabete di tipo 1, questo e quell'altro, lo so perché magari è giusto fare queste eliminazioni con delle routine di diagnosi, analisi del sangue, eccetera, però non è che ci vuole tantissimo, no, su quello. Su quest'altra parte invece ci vuole abbastanza per cambiare. Per qualcuno magari basta 3 mesi, qualcuno 6 mesi, qualcuno un anno, qualcuno 2 anni, però è un'ascensione e c'è una direzione chiara, una luce da seguire. Il secondo esempio era il mio, quando c'era il conflitto, nel mio caso, perché vi sto dicendo cose che non è che ho solo studiato, ma le ho provate su di me, nella mia pelle. Non farei questo lavoro forse se non avessi avuto questa mia prova, ok? La prova del ho risolto una cervicalgia che durava 5 anni risolvendo il conflitto. Quindi risolvendo quel conflitto risolvevo anche la paura. Per risolvere la paura dovevo avere coraggio, dovevo avere fede che c'era qualcosa di più grande che mi aspettava di fronte. Il mio conflitto erano 2 o 3, insomma, diventare calciatore, professionista, volevo fare quello di lavoro all'età di 17 anni, mi sono infortunato, lì iniziava già il conflitto di fare qualcosa che non potevo, di non riuscire a raggiungere il mio obiettivo, e dopo che ho mollato quella presa è iniziato il dolore alla cervicale, quando però ero in ufficio, facevo un lavoro diverso da questo qua. Conflitto, lì di nuovo, stress a lavoro, non facevo un lavoro che mi piaceva, ero davanti a un computer, ma non mi alzavo la mattina felice. Infatti mia mamma si ricorderà nei momenti in cui ero a far colazione che era veramente una persona depressa in quel momento di andare in ufficio e fare qualcosa per qualcun altro che non mi dava assolutamente nessun benessere psicofisico. Molti di voi lo so che fanno un lavoro che non piace, dobbiamo capire che comunque non sono io a dirvi dovete cambiare lavoro, non mi prendo la responsabilità di quello, però capire da dove arrivano i conflitti. Se quello è un gran conflitto per te, qualcosa devi fare, cioè cambia quello che puoi cambiare. E in quel caso ho cambiato lavoro, però il conflitto c'era ancora, quando però ho mollato la presa del
questa non era la mia strada, fare il calciatore non era la mia strada, però la mia strada era fare qualcos'altro, magari aiutare quelle persone come me nel passato che soffrivano di dolori persistenti, magari anche al collo, capendo da dove arrivavano questi meccanismi. Io l'ho capito nel 2021, 2020, e poi da lì ho iniziato, ho capito, oh, questo è quello che devo fare, questo è quello che veramente devo fare, aiutare altre persone che avevano avuto le stesse mie problematiche, o hanno le mie stesse mie problematiche, non solo di cervicalgia, ma magari anche boccorente, mal di schiena, perché sono tutte uguali le radici. Poi le differenti parti dove sentiamo dolore sono diverse, ma sono tutte uguali le radici. Parliamo di paura, come diceva il dottor Sarno, che vi invito a vedere, a sentire, a vedere, leggere il suo libro, se non l'avete letto, prendetelo su Amazon o su Microlibrarsi, perché forse su Amazon non lo trovate, molte persone mi dicono non trovo il libro di Sarno, Microlibrarsi o il giardino dei libri, dottor Sarno, guarire la mente e curare il dolore, qualcosa del genere, o curare la mente e guarire il dolore. Mi costa 17-20 euro, mi sembra, un contorno dei 15-20 euro. Molte persone hanno cambiato la vita semplicemente leggendo quel libro. Io sono stato una di quelle, ho deciso poi di diventare terapista e fare questo lavoro mentre che stavo già studiando fisioterapia e ha cambiato la vita di tantissime persone che io ho sentito, che io ho seguito anche. Magari qualcuno ha bisogno anche di una guida, qualcun altro no, ma vi cambierà il modo di pensare. Rita, ciao Rita, grazie, sempre gentile nei tuoi commenti. Antidepressivo, miorilassante, antidolorifico è tutto ciò che con fibromialgia, che qualsiasi reumatologo ti dà quando ti presenti con fibromialgia e spasmofilia, ma non servono quasi a nulla. Rita, che ti devo dire? Eh, lo sai anche tu, lo sappiamo tutti, i farmaci hanno un beneficio limitato, in qualche caso ti salva anche la vita l'antidepressivo, se pensi che il suicidio sia la cosa migliore, e dico che non è la cosa migliore, assolutamente queste problematiche sono problematiche che si possono risolvere, che vogliono un cambiamento radicale dell'interno, non parlo del fisico, ma quello cambierà successivamente, no? Quando cambia però la mente. E quella paura è la paura quindi del non guarire. Questi antidepressivi o rilassanti antidolorifici possono aiutare nelle casistiche dove sono molto problematiche molto acute all'inizio, non riesci neanche a capire, a fermarti un secondo. Allora lì probabilmente possono aiutarti nei primi mesi, però insieme a una terapia mirata verso la psiche, mirata verso la parte spirituale e anche quella corporea. Quando dico spirituale non fraintendete sul religione, non credo in nessuna religione particolare, credo che però siamo molto più di mente e corpo, siamo fatti di anche spirito e questa parte di dolore si trasmuta in cambiamento solo quando capiamo che c'è qualcosa di più, ok? Che dobbiamo fare dal punto di vista in questa vita, cioè dobbiamo trasformarci per qualcosa di più. Quindi, questo era il mio secondo esempio personale. Ti posso fare altri esempi di tutte le persone che io ho seguito fino ad oggi, personalmente, che c'è sempre stato un conflitto. In questo momento mi è venuta un'altra idea, un'altra persona che ha un conflitto, per esempio, questo è molto comune anche, che non è un conflitto diretto con quella persona, ma indiretto, passivo. Per esempio, le persone che devono accudire una madre o un padre malato. E lì c'è della rabbia interno, inconscia, per quella persona che devi accudire perché ti sta limitando la vita. E lì è difficile capire qual è il meccanismo. Come posso attribuire il mio mal di collo o il mio mal di schiena a una persona che sto accudendo, che magari è una persona che amo o che è comunque collegata a me? Ma nell'inconscio
Se capiamo anche il lavoro di Jung, eh, lo diceva, l'inconscio, l'ego, non gliene frega nulla molte volte del rapporto che c'è al di fuori. Cioè l'ego, il bambino, c'è un bambino all'interno di noi che non gliene frega assolutamente nulla se quella persona ricopre il ruolo di una madre o il ruolo di un padre, mi sta limitando la libertà, punto, c'è un conflitto. Poi lì possiamo cambiare? Cambia quello che puoi cambiare. Non puoi cambiare in questo momento l'accudire una madre, c'è una responsabilità, giusto? Ma possiamo cambiare cosa quel bambino, capire che quel bambino all'interno sta iniziando a non avere più la libertà e la possiamo trasmutare questa energia di rabbia verso quell'energia diversa attraverso la scrittura espressiva, per esempio. Ok, spesso dentro di noi ci sono anche delle resistenze che ci impediscono di guarire, dobbiamo lavorare anche su questo. Sì, infatti secondo me, Verità, hai toccato proprio una cosa cruciale. Queste resistenze, se ci sono, è perché devono essere, dobbiamo dargli una consapevolezza per trasmutarle in qualcos'altro. E facciamo quello che possiamo. Ma secondo me possiamo fare moltissimo. E se il tragitto è un tragitto lungo, è perché ci sono tante resistenze da cambiare. Non vuol dire che tu sei fatto o fatta male. Io ho ancora delle resistenze, tutti abbiamo delle resistenze, è un tragitto, la vita probabilmente è fatta di resistenze, se no non vivremo. E lì poi chi lo sa, chi sono io per dire perché ci sono queste resistenze, no? Però io vedo queste resistenze, vedo questi conflitti e ogni persona che è guarita da questi conflitti, da queste, e non ha lasciato le resistenze, per quelle che sono, le ha lasciate con fede, con coraggio, e ha detto io adesso insegno nuovamente al mio sistema nervoso che quel conflitto ora non esiste più. Cioè lui deve capire che quel conflitto non c'è più e non ci deve essere. Non facciamo finta che non ci sia, non ci deve essere. Perché cambio quello che posso controllare, quello che posso cambiare. Chiediti, dovete chiedere cos'è che potete cambiare. Molte volte potete cambiare molto di più di quello che pensate. L'ultimo step è quello di innaffia corpo e mente. Questa mattina sono andato in palestra. Questa è una routine che io ho la mattina, subito mi alzo, bevo un caffè, vado in palestra. Oppure mi alzo, faccio meditazione, bevo un caffè e vado in palestra. La meditazione per me può essere 10 minuti, 15 minuti, ma quello è il modo in cui innaffio corpo e mente, quello volevo dire. Poi tutto il resto arriva dopo, arriva il lavoro, arriva dopo, le mail, tutto quello che devo fare dopo, la spesa, cucinare, lavare i piatti, stendere, ok? Tutto quello arriva dopo, perché devo prima innaffiare corpo e mente, ma tutto quello che arriva dopo non vuol dire che non faccio nulla dopo. C'è quella consapevolezza del sento il dolore, se sento il dolore non devo di nuovo ricapire il conflitto, il comprendo il meccanismo l'ho già fatto, non devo sempre pensare, ah vedi adesso questo dolore arriva dal conflitto con mia mamma o dal conflitto con quella relazione lì. Cioè, una volta che l'hai capito, l'hai capito. Dopo c'è la parte corporea, insomma, c'è tutto un meccanismo, tutta una cosa da comprendere. Ehm, Comunque il libro del dottor Sarno vi fa capire già tanto su questa parte del conflitto, su questa parte delle paure, delle rabbie, delle radici del dolore. Molte persone dicono, però il libro è rimasto molto, rimane molto teorico, poco pratico. Perché dal punto di vista teorico a volte basta, dal punto di vista del sapere, del comprendere, della consapevolezza, nel libro infatti quello che ho scritto si chiama Il potere della consapevolezza, è proprio lì sta il cambiamento anche, no?
nel comprendere, quando comprendi c'è un cambiamento di pensieri. Non pensare subito devo cambiare il modo in cui cammino o il modo in cui, cioè dal punto di vista, dal punto di vista fisico, non è necessario che tu debba magari cambiare qualcosa. Quello che normalmente accade è che quando il dolore c'è, è grande, è forte, iniziamo a muoverci di meno e quel conflitto interno rimane. Ma se pensiamo che c'era quel conflitto, magari che prima era, ok, ho lasciato quella relazione, ho capito, ho fatto quello che dovevo fare, magari se posso fare, se non posso fare nulla, ok, cosa posso fare dal punto di vista di quella relazione? Però dal punto di vista corporeo, cosa posso fare? Posso dire al mio corpo che non c'è nulla di sbagliato dentro adesso, che inizio di nuovo le mie routine piano piano graduali, di movimento fisico. Ok, sono laureato in fisioterapia, sembra che adesso faccio qualcos'altro, in realtà tutto questo dovrebbe essere insegnato nelle lauree di fisioterapia. Molte cose ci sono nel nord Europa, in Italia ancora no. E questo parliamo di fisioterapia, psicoterapia, insieme, la parte spirituale, insieme, ok? Quindi è giusto che comunque tu inizi a muovere il corpo, ma non ti servono quei esercizi di fisioterapia che rinforzano la schiena, non ti servono quei esercizi di fisioterapia che rinforzano il collo, perché non è il problema nel collo. Cioè, andiamo un po' indietro, quando ho detto la radice del conflitto, la radice del dolore è nel conflitto, non nel collo, non nella schiena, perché tu risolvi la schiena, il conflitto rimane dentro e poi arriva sul collo e poi arriva su il glaucoma, gli occhi, il rossore degli occhi, e poi arriva bocca orente, e poi cefalea tensiva. Quanti conflitti, cioè quante quanti esercizi ti possono dare? Infatti hai capito che chiunque ti dia un esercizio sta facendo un lavoro superficiale, un esercizio corporeo intendo, un lavoro superficiale, che ci può anche stare, però ti deve dire che c'è un conflitto. Il problema non è nel collo ma nel colon. Ok, va bene, ci sta anche quello. Ormai siete tutti laureati. Eh sì, eh. Non serve la laurea comunque, Bartolo 2532. Puoi curarti il dolore anche senza seguire nessun laureato, se pensi che i laureati non servano. Ehm, ok ragazzi, penso di avervi detto quello che volevo dirvi oggi, ho fatto il mio, ho dato il mio contributo, spero che ti sia servito un po'. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, se magari queste live ti piacciono. So che molti mi dicono che amano insomma, le meditazioni, però le live sono le cose che mi piacciono a me di più. La meditazione sì, bella, però secondo me queste cose servono quanto le meditazioni, quanto le pratiche, perché fin quando non capisci da dove arrivano questi conflitti e ti liberi da questi conflitti per quello che puoi fare, proprio capendo che se c'è molto che puoi fare che non hai ancora fatto perché hai sempre seguito il fisioterapista, il neurologo, lo psichiatra che ti dice ah, questi sono i farmaci, ah, questi sono gli esercizi, ah, questi sono forse le, tutti gli stratagemmi. Non esistono stratagemmi in tutto ciò. E spero che questo sia chiaro. Va bene, buona giornata, e buona settimana e buone feste se non ci vediamo. Ok, serene feste a tutti. A presto.